Tentato stupro di paese, individuato dai carabinieri il presunto responsabile. Si tratta di un sedicenne di origini straniere, la 61enne aggredita è libero e ho paura. Violento scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale che da Oderzo conduce a Pordenone. Un 72enne di Mansuè ha perso la vita, ferita una ragazza, traffico in tilt. Guardia di Finanza in Comune a Treviso, accertamenti sulle grandi mostre di Marco Goldin, sereni gli esponenti del PD che governavano in quel momento, fiducioso che tutto si chiarirà anche l'attuale sindaco. Autonomia del Veneto, la trattativa tra i ministeri leghisti e quelli a guida 5 Stelle è vicina alla conclusione. L'annuncio del ministro Stefani che assicura il testo dell'intesa è già in gran parte definito e contiene le 23 materie. Anche a Treviso, come nel resto d'Italia, da più di 2 settimane telefoni fuori uso all'INPS per un problema legato al cambio di gestore. Oggi apertura straordinaria della sede trevigiana per permettere ai tecnici di rimediare. Il comitato contro il quarto lotto della tangenziale in sopralluogo questa mattina con il sindaco. L'attuale progetto, afferma Conte, andrà rivisto in base all'impatto che avrà la pedemontana. Le immagini della capriola albina che si aggira per le colline di Conegliano a Collalbrigo, un esemplare molto raro che i residenti proprietari dei fondi vorrebbero proteggere insieme ai suoi cuccioli dai cacciatori. Buonasera e ben trovati con le notizie da Treviso e provincia. Torniamo in apertura a parlare del tentato stupro avvenuto mercoledì sera a Paese. I carabinieri hanno identificato il presunto responsabile. Si tratta di un sedicenne di origini straniere, residente anche lui nel comune. Va rimandato in patria, si sfoga la 61enne aggredita che dice ora di aver paura sapendolo libero, mentre il padre e i vicini ne parlano come di un bravo ragazzo. Sono contenta, l'hanno preso. Vorrei ringraziare tutte le forze dell'ordine, tutti i cittadini di paese che mi hanno aiutato, le persone che mi sono soccorse, però questo va mandato a casa. Commenta così la 61enne vittima della tentata violenza sessuale per strada di mercoledì sera a Paese l'individuazione del suo presunto aggressore, che sarebbe un ragazzino di origini straniere di appena 16 anni, denunciato a piede libero, vista la minore età, dai carabinieri. Ragazzino che un passante poco prima avrebbe fotografato fuori da un supermercato, come mostra questa immagine, consegnando poi la foto agli investigatori. Giovanissimo, residente anche lui a Paese, figlio di una coppia integrata da anni nella comunità, senza episodi significativi alle spalle prima di ieri pomeriggio, quando lo stesso minorenne si è reso responsabile della rapina in stazione di una 50enne contro la quale avrebbe puntato un coltello per farsi consegnare 80 euro, quindi del furto in zona castellana della borsa che un'altra donna teneva nel cestino della bicicletta. Sarà il magistrato ora a stabilire un'eventuale misura cautelare a suo carico, ma al momento il ragazzo è libero e questo non fa star tranquilla la pensionata aggredita. Certo che mi spaventa, è successo a me, ma può succedere a una ragazzina. Una famiglia in Italia da tanti anni, il padre operaio, se dovessero farsi avanti per chiedere scusa, la 61enne esita, poi dice: non so, magari i genitori, mi dispiace, se vogliono anche parlarmi, per carità, sono qua disponibile. Non ho altre parole. Mio figlio non ha mai fatto niente di male, si limita a dire il padre del sedicenne. Non so se possa davvero aver fatto ciò di cui lo accusano, ma aspetto di sentire l'avvocato. Un vicino di casa ne parla come di un bravo ragazzo. Io non ho mai visto che lui ha fatto una cosa che non va bene, lui è bravo, qua, sempre. Anche la papà, sempre al lavoro, ritorna a casa. Per me è strano, è strano. Se c'è un video dici che lui ha fatto così, io non puoi dirci niente di questo, ma se non c'è niente, per me non credo che è lui. Forse la persona c'è ancora in giro. Intanto quella di Paese è una comunità scioccata per quanto accaduto. Episodi come questo, dice il sindaco, non devono essere sottovalutati. Non può passare impunito come una ragazzata, perché ha messo a soqquadro la cittadinanza e ha messo veramente in apprensione tutte le persone e soprattutto ha creato un danno a questa signora importante. Psicologicamente è una persona che è molto provata. Non usa giri di parole il sindaco di Paese nel commentare l'aggressione subita da una sua concittadina mercoledì sera. Esprime soddisfazione per l'operato delle forze dell'ordine che hanno individuato il presunto autore nel giro di pochi giorni, anche se, continua il sindaco, il provvedimento preso nei suoi confronti, la denuncia in stato di libertà, rischia di essere troppo leggero.
Io assolutamente per un episodio del genere sei stato molto più categoricamente pesante, perché non si può sorvolare una cosa del genere. Adesso i buonisti si cominceranno a darsi da fare, è una ragazzata, poverino, è giovane, tutte queste storie qua, l'integrazione e compagnia bella. Io non sono assolutamente d'accordo. Chi sgarra deve pagare, è giovane, benissimo, ci sono riformatori, ci sono altre forme per colpire e far capire a questa gente che non si può scherzare su queste cose qua. E poco importa se la famiglia del giovane di origini straniere risulta ormai integrata da diversi anni. Episodi del genere creano allarme e insicurezza e non devono essere sottovalutati. Che cosa si sente di dire a questa famiglia da sindaco? Beh, la famiglia assolutamente nulla. Al ragazzo che si vergogni e che assolutamente spero che le forze dell'ordine e la magistratura gli dia una lezione che deve ricordarsela. Questo brutto accadimento si sia verificato in pieno centro paese. Fortunatamente qualcuno è intervenuto e è riuscito a salvare la signora dall'aggressione, però fosse capitato appunto in aperta campagna l'epilogo sarebbe stato totalmente diverso. Ennesimo dramma della strada nel pomeriggio, un 72enne ha perso la vita, a Mansuè ferita nello scontro una ragazza. Incidente mortale poco prima delle 17 sulla strada provinciale che da Oderzo conduce a Pordenone in territorio comunale di Mansuè all'altezza di un distributore di benzina. A scontrarsi frontalmente due auto, una Fiat Panda e una Citroen C3. Violentissimo l'impatto, come dimostra lo stato delle due utilitarie. Uno dei due conducenti, quello a bordo della Panda, è morto sul posto malgrado i tentativi di rianimazione. Si tratta di un uomo, un 72enne residente proprio a Mansuè. L'altro automobilista, una ragazza, è stata consegnata in condizioni serie ma non in pericolo di vita all'equipaggio del SUEM 118 intervenuto sul posto con l'elisoccorso. È stata trasportata all'ospedale di Treviso. Sul luogo del sinistro anche vigili del fuoco e carabinieri. Strada temporaneamente chiusa e traffico comprensibilmente in tilt da entrambe le direzioni in attesa dei rilievi per cercare di ricostruire la dinamica che è tuttora al vaglio e della rimozione dei mezzi. Guardia di Finanza negli uffici di Cassugana, certamente in corso sulle grandi mostre che il Comune ha promosso insieme a Linea d'Ombra. Sereni gli esponenti del Partito Democratico alla guida della città in quel periodo, fiducioso che tutto si chiarirà anche l'attuale sindaco Conte, mentre Goldin lascia parlare i suoi legali. Fiamme gialle negli uffici del municipio di Treviso. Già da 2 settimane sono in corso accertamenti sulle procedure che hanno poi portato a tenere al Museo di Santa Caterina le grandi mostre curate da Marco Goldin tra il 2016 e il 2018, quindi durante l'amministrazione di Giovanni Manildo. Storie dell'impressionismo e la mostra dedicata allo scultore Auguste Rodin. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno voluto esaminare contratti, atti dei dirigenti, deliberazioni di giunta e consiglio comunale. All'esame delle forze dell'ordine anche la documentazione contabile. Non sarebbe l'operato del privato, ma piuttosto quello dell'amministrazione pubblica al vaglio della finanza, con il personale di Cassugana che ha dimostrato piena collaborazione. Attendiamo l'esito di questi accertamenti, non è stata aperta nessuna indagine, quindi non penso che ci sia alcunché, però attendiamo l'esito degli accertamenti. Confidiamo nell'operato, siamo sicuri dell'operato dei dirigenti del Comune di Treviso, che siamo sicuri di aver operato nella legalità. Il dato di fatto è che le mostre di Goldin hanno cambiato la cultura in città, hanno portato soldi e più turisti che hanno portato sicuramente ricchezza in città. Sarebbe da fare luce su molte altre mostre in città che forse non hanno portato altrettanta ricchezza. Un esposto all'origine delle verifiche della finanza, quasi certamente presentato dall'ex consigliera comunale del Partito Democratico, poi candidata a sindaco, Maristella Caldato. Lo dà per scontato anche l'attuale sindaco Mario Conte. Credo che sia una partita tutta interna alla precedente amministrazione, quindi PD contro PD, speriamo venga fatta subito chiarezza. Io ho massima fiducia di tutti i protagonisti di questa vicenda, da Marco Goldin a Giovanni Manildo e soprattutto dei tecnici comunali, quindi sono convinto che tutto quanto verrà risolto e chiarito al più presto. Dispiace però che magari queste partite interne
alle logiche di partito poi danneggino l'immagine di una città. Marco Goldin, direttore di Linea d'Ombra, lascia parlare i suoi legali che in una nota precisano che la società nulla sa dell'inchiesta in corso. Linea d'Ombra, scrive l'avvocato Vittorio Domenichelli, rimane assolutamente fiduciosa nell'operato degli inquirenti e non ha, prosegue la nota, alcuna ragione per dubitare della piena regolarità degli atti comunali che, autorizzando l'utilizzo degli spazi museali, hanno consentito alla città di Treviso di godere di mostre di rilevanza internazionale e richiamato quasi 400.000 visitatori. L'autonomia del Veneto adesso, la trattativa tra i ministeri leghisti e quelli a guida 5 Stelle è vicina alla conclusione. Sono le parole pronunciate oggi a Venezia dal ministro Stefani, che poi ha garantito il testo dell'intesa è già in gran parte definito e contiene tutte le 23 materie richieste dalla Regione. Siamo in delle battute finali sulla redazione e la definizione di quella che è la bozza di intesa, l'intesa stessa. Dopo la serie di incontri serrati dell'ultima settimana, il governo è vicinissimo a chiudere l'intesa tra i diversi ministeri sull'autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Ad annunciarlo il ministro agli affari regionali Erika Stefani. Vi è stato un grande dialogo anche con tutti i ministri sia del Movimento 5 Stelle che di ministri della Lega, e sono state superate a mio avviso alcune perplessità che erano state avanzate da alcuni ministri ancora nel corso dell'autunno. Io spero e auspico che queste siano quelle ultime 2 settimane veramente determinanti. Il termine di questa fase del percorso verso l'autonomia resta quello fissato alla fine dello scorso anno, 21 febbraio. La scadenza è stata data dal Presidente Conte, è stato un sollecito nei confronti di tutto il Governo e tutti i ministri di rispondere a quella che è una domanda di autonomia molto forte. Il confronto non ha annacquato i contenuti di un'intesa che porterà a un provvedimento vero e non di facciata, garantisce il Ministro. Gli aspetti tecnici sono per la gran parte già definiti. Le 23 materie ci sono tutte, questo è indubbio. E la declinazione interna è abbastanza articolata perché sono materie, vedesi per esempio l'ambiente, che dal 2001, tempo in cui è stata approvata, è stata modificata la norma della Costituzione 116 terzo comma, è cambiato veramente il mondo per quanto riguarda anche la materia ambientale, assolutamente molto complessa, ma proprio tecnicamente complessa. Meno vicino a una definizione il tema cruciale delle risorse. Il criterio della spesa storica, puntualizza Stefani, è necessario in questa fase per non penalizzare le regioni del sud, ma in futuro dovrà essere superato in favore di un sistema più equo. Il costo storico è la base iniziale cioè il primo step. Il raggiungimento di quello che è l'obiettivo è quello dei fabbisogni standard, che nella previsione, nella domanda che io ho fatto, che ho sottoposto al MEF, è quella che entro un anno devono essere strutturati i costi standard e i fabbisogni standard. Questo è un procedimento che coinvolge tutta l'Italia, cioè tutte le regioni dovranno conformarsi ai principi che sono sottesi proprio al fabbisogno standard. Ed ora il caso Asco Holding, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, dopo Plavigas e i sindaci che non hanno ceduto le quote, questa sera è la volta dei primi cittadini che non sono usciti del tutto dalla guida della storica società solighese del gas. Per quello che chiedo un incontro, proprio per fare chiarezza, per capire quali atti sono legittimi e quali le posizioni dei singoli comuni e dei singoli soci. È la posizione di chi nel caso Asco ha venduto le azioni della holding per acquistare quelle del Bimpiave, ovvero è rientrato dalla porta dopo essere uscito dalla finestra. Del resto l'idea di un'azienda che posasse tubature per portare il gas a case e aziende utilizzando i soldi ricevuti dall'Enel è dell'allora sindaco di Pieve di Soligo, il senatore Francesco Fabbri. E sarà per questo che tra le voci che chiedono chiarezza sul futuro della holding, la più forte arriva proprio dalla capitale del quartier del Piave. Credo che sia una situazione particolarmente complessa e anche confusa sotto il profilo giuridico, nel senso che si sono innescate tutta una serie di cause, di ricorsi tali che oggi non fanno immaginare sicuramente un futuro roseo, soprattutto dal punto di vista della governance del gruppo. Soprattutto dopo l'ennesima sentenza della complessa vicenda che incrocia gli obblighi della legge Madia alle partecipazioni societarie di comuni e pubbliche amministrazioni. Giudizio del Consiglio di Stato che, come abbiamo riportato nei giorni scorsi, viene interpretato in maniera diametralmente opposta dalle parti in causa, ma soprattutto rimette in discussione diverse azioni già compiute. Recentemente è stato modificato lo statuto e quindi c'era l'obbligo di scegliere anche in che modo convertire la propria partecipazione. Non sappiamo ad oggi se questi atti sono validi o no in funzione dell'annullamento del Consiglio di Stato.
Insomma, un assetto societario in mezzo ad un guado, secondo Soldan, che in un modo o nell'altro comunque va passato. Chi ha il potere di convocare un'assemblea lo faccia in modo che tutte le parti possano trovare un nuovo equilibrio e si possa tracciare in maniera chiara per tutti, per tutto il territorio, una via di sviluppo di questa società. Anche a Treviso da più di 2 settimane telefoni KO all'INPS per un problema comune in tutta Italia legato al cambio di gestore. Oggi apertura straordinaria della sede trevigiana con tanto di direttore presente per permettere ai tecnici di rimediare. Telefoni muti nelle sedi INPS italiane, anche in quella trevigiana di Viale Trento Trieste, a 2 passi dalla stazione dei treni. Il problema, che andava avanti da un paio di settimane ormai, con i telefoni fissi di fatto inutilizzabili e i relativi disagi per dipendenti e cittadini, è stato però finalmente risolto. La sede dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è stata aperta oggi, sabato, in via straordinaria, per permettere a una squadra di tecnici di rimediare al problema nato dal cambio di gestore telefonico. Problema, come detto, comune a decine di sedi su tutto il territorio nazionale, da Trieste a Ragusa, e da lunedì quindi tutto dovrebbe ritornare alla normalità. Le prove effettuate in mattinata hanno dato esiti positivi. Chiamare dall'esterno numeri interni era di fatto impossibile, così come lo era per i dipendenti parlare da una postazione all'altra, col risultato che spesso e volentieri dovevano ricorrere ai propri telefoni cellulari personali. L'ente non è però rimasto del tutto isolato, il call center era operativo così come la posta elettronica. Ci fermiamo adesso qualche istante di pubblicità e poi altre notizie. Viso. Rieccoci in diretta con la politica, i primi segnali di avvicinamento alle europee e alle amministrative. Oggi a Treviso gazebo di Forza Italia per ribadire l'unità del centrodestra nei territori. Elezioni del 26 maggio, la data si avvicina e di conseguenza si intravedono i primi segnali di una campagna elettorale per certi versi davvero da seguire, perché lo schieramento che governa l'Italia è agli opposti sia in Europa che nelle realtà locali. Qui il centrodestra è compatto e tale si vuole riproporre, almeno nelle intenzioni di Forza Italia, che in tal senso oggi ha allestito un gazebo a Porta San Tommaso. Per far capire alla gente che questo governo non è il governo del cambiamento, ma non sta facendo assolutamente nulla, soprattutto per i territori. Per il parlamentare la cartina torna solo di questo immobilismo e la questione autonomia. Sta andando molto male perché non stiamo vedendo che sia messo neanche un soldo, perché noi non ci interessano le competenze, va bene, sono fondamentali, però competenze senza soldi è una presa in giro per tutti. Certo, è difficile contestare a Roma chi hai alleato in quasi tutti i comuni nella tua provincia. Noi di questo non siamo preoccupati, perché credo che i territori sono una cosa diversa. Stiamo amministrando, abbiamo sempre amministrato bene nel territorio insieme alla Lega, abbiamo dimostrato noi di essere degli amministratori seri e della gente di parola. Ci auguriamo che questo venga anche portato a Roma. Per i maligni l'attacco costante al governo nazionale di Forza Italia, oggi al 15% di consensi, sarebbe l'unica via per non essere risucchiati da una Lega che in termini di gradimento degli elettori vale più del doppio. Non è questione di essere risucchiati o di essere succubi, è questione di dare ai cittadini quelle giuste ricette di natura amministrativa che facciano crescere complessivamente una città. Poi alla fine da quale parte arrivino non è neanche così importante, l'importante è che i cittadini siano contenti di avere un'amministrazione di centrodestra. E nel frattempo arrivano i nomi dei primi candidati, ma anche di chi non si ripresenterà più alle prossime amministrative. Dei 55 comuni al voto per le prossime amministrative di maggio, la prima notizia è per chi non ci sarà, ovvero Roberto Tonon, che non si ricandida per Vittorio Veneto. L'annuncio questa mattina con un Partito Democratico colto in contropiede e non in poche difficoltà nel tentativo di rimanere alla guida della città della vittoria. Perché la sfida tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto su 4 municipi. Oltre a Vittorio Veneto, alle urne sopra i 15.000 abitanti sono chiamate le comunità di Paese, Mogliano e Preganziol. In genere pare che il centrodestra sia più avanti rispetto al centrosinistra nell'individuazione dei candidati. A Mogliano, ad esempio, oggi la Lega ha presentato Davide Bortolato, ex assessore della Giunta Azzolini, ora all'opposizione, che correrà contro l'attuale sindaco Arena. A Preganziol trattative in corso su Dino Vecchiato, ex vice sindaco della Giunta Marton, anche se al momento un nome ufficiale del centrodestra non c'è.
Così come a Paese, dove la Lega intanto schiera alla successione del sindaco Piero Bonne e l'attuale assessore al sociale Katia Uberti. 4 capisaldi le cui alleanze saranno oggetto di confronto la prossima settimana tra i vertici di Lega e Forza Italia, che intanto a Ponzano ha presentato il suo candidato, che è l'ex sindaco gialleghista Giorgio Granello. Perché dice che lei è un candidato sindaco riciclato, passato dalla Lega a Forza Italia? Ma io vorrei ricordare semplicemente di essere stato il capogruppo della maggioranza in provincia e ero il capogruppo di tutta la maggioranza. Quindi quando davo l'indicazione del voto la davo a tutta la maggioranza. Quindi alla fine le idee non cambiano, anzi sono quelle che restano e io credo di essere coerente con le mie idee da sempre. Ennesimo segno di una vera e propria partita a scacchi nel centrodestra, con Forza Italia decisa a mantenere un rapporto paritario con la Lega. Qualche ritrosia da parte della Lega non ve l'aspettate, visto il passato di Giorgio Granello? Ma guardi, questo non lo so, Giorgio è da un po' che ha lasciato la tessera leghista, per cui è una persona molto chiara, schietta, apprezzata anche da loro, è passata in Forza Italia da 2 anni in segreteria provinciale, per cui da questo punto di vista non ci sono assolutamente nessun tipo di problemi. Spero proprio che su questa candidatura ci sia la convergenza di tutti. I tavoli sono aperti, adesso aspettiamo a livello provinciale di fare il ragionamento sui comuni sopra i 15.000 abitanti per poi declinarli sugli altri. Il comitato contro il quarto lotto della tangenziale in sopralluogo questa mattina insieme al sindaco Mario Conte, che ha affermato che l'attuale progetto andrà rivisto in base all'impatto che avrà la Pedemontana. Il Pierre Gisera, che ha da venire fuori da là, correre così, e adesso vi faccio vedere sì, perché prima era più avanti. Sì. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, in sopralluogo nelle zone tra Monigo e Postioma che dovrebbero venire attraversate dal quarto lotto della tangenziale, tanto avversato dal comitato dei residenti che ha chiesto al primo cittadino di venire a rendersi conto di persona di cosa l'infrastruttura causerebbe nel territorio, tornando a ribadire che si tratterebbe di un'opera non solo impattante ma anche inutile. Qua che c'è l'azienda agricola e ha tutti gli animali, tutto il radicchio, tutto quanto che passa attaccai a tutti gli animali. Conte osserva, chiede spiegazioni, chiarisce che al vaglio c'è l'intera viabilità comunale. Premesso che prima andava a discutere del quarto lotto, noi ci stiamo facendo uno studio generale, penso, no? Generale, per capire poi, attenzione, anche con l'innesto della Pedemontana quali saranno le ripercussioni sulla città. La Pedemontana, dunque l'impatto che avrà anche sulla viabilità di Treviso, andrà studiato, dice il sindaco, e solo poi con calma tutte le valutazioni del caso andranno portate al tavolo della regione per rivedere l'attuale progetto e trovare le soluzioni più adatte a tutte le esigenze, comprese quelle del comitato. Ci sono tante priorità, ma tante, il quarto lotto non è una priorità. Domani 27 gennaio è la giornata della memoria delle vittime dell'Olocausto. Nella Marca l'anticipazione in provincia, la presenza del prefetto che non ha mancato di esprimere le sue riflessioni. Ha ancora un senso tutto questo? Direi che più che mai in questo periodo ha senso. Ricordiamoci che si è arrivati ai campi di concentramento partendo, come dire, o meglio, vivendoli per le persone del tempo quasi come una, non dico una normalità, ma una cosa che accadeva e per la quale non si poteva fare nulla. Poi si è scoperto che invece forse qualcosa si poteva fare. Non cedere all'indifferenza della normalità. Nella giornata della memoria per l'Olocausto un messaggio che vale per tutte le epoche, inclusa l'attuale. L'Europa, il mantenimento dell'Europa credo che sia l'antidoto principale per evitare che si torni a delle tragedie del passato. E tutto passa però attraverso innanzitutto il rispetto della persona umana, del diverso, della persona che non la pensa come noi. Inevitabile l'accostamento ai migranti, all'indifferenza di quasi tutti i paesi europei che hanno lasciato solo il nostro paese davanti ad un vero e proprio esodo epocale. Stranieri che cercano un futuro a rischio della vita, ma che in molti casi sono destinati a rimanere dei fantasmi clandestini delle nostre comunità. Con la consapevolezza che bisogna dare a queste persone una reale prospettiva di inserimento lavorativo o comunque di vita, di inserimento e quindi di prosecuzione della loro esistenza, magari anche in Europa. Perché anche per il prefetto l'arrivo non regolamentato in fondo fa comodo a molti. Far arrivare tutti senza dare una reale prospettiva mi pare un azzardo e a volte mi sembra che vengano in qualche modo strumentalizzati da una o dall'altra parte.
Voltiamo pagina con le immagini della capriola albina che da qualche tempo si aggira per le colline di Conegliano. Nelle immagini di un telespettatore il passaggio nella zona di Colle al Brigo per un esemplare davvero raro che i residenti e proprietari dei fondi vorrebbero proteggere dai cacciatori. Il capriolo infatti è nella lista delle prede che si possono abbattere, ma la particolarità albina rende davvero unica la presenza in questi territori. Da qualche settimana molti cittadini stanno scrivendo al governatore del Veneto Luca Zaia perché difenda la mamma albina e i suoi cuccioli dai cacciatori. E adesso un estratto della puntata di ieri sera di 40, vediamo. La linea ferroviaria Treviso-Portogruaro fu inaugurata il 6 luglio 1913. In questi documenti storici vedete gli inviti dell'epoca con l'orario del treno inaugurale. L'alluvione del 1966 la danneggiò irreparabilmente. Oggi, a 21 anni di distanza, presso l'amministrazione provinciale di Treviso, è stato illustrato il progetto complessivo dei lavori di terra e murari per il ripristino della linea. Era il 1987, quando questo servizio raccontava ai trevigiani come sarebbe stata ripristinata la ferrovia verso est. Una scelta poco condivisa, per non dire contestata allora, da diversi comuni attraversati. È subentrato un piano nazionale dei trasporti che ha previsto per la Treviso-Portogruaro un ruolo molto più importante. A raccontarci la storia Arnaldo Brunetto, il primo ospite di 40, quell'assessore ai lavori pubblici in provincia che si scontrò con chi questa linea oggi più attiva che mai proprio non la voleva. Noi ci siamo inseriti in questo per far sì che questa che sarebbe stata una barriera, e lo è per alcuni aspetti una barriera, diventasse invece una utilità per il territorio e per i comuni. Ecco perché con le dovute proporzioni la comparazione è stata con la TAV, in una riflessione tra passato e presente che poi si è spostata sui temi dell'autonomia del Veneto, già affrontati, pensate, quasi 40 anni fa. Negli ultimi tempi gli enti locali rivendicano spesso il loro ruolo nei confronti del governo, lo fanno sempre maggiormente nelle loro riunioni. C'è una parola in particolare che ricorre: perequazione. Concetti più che mai attuali, con qualche rammarico per l'ex deputato ed ex sindaco di Motta di Livenza. Battaglie perse purtroppo sempre, costantemente, nonostante l'impegno degli amministratori, nonostante gli sforzi anche politici. Battaglie politiche e scelte architettoniche, come quelle commentate nella terza parte della serata dal progettista Tony Follina, sulle immagini dell'isola della Pescheria a Treviso o della Piazza Grande di Oderzo. Architetto che si è espresso così sul complesso progettato da Mario Botta, guardando le immagini dell'ex Appiani. È un bel progetto, ma è fuori scala rispetto alla città di Treviso, non ha volumi così importanti. È davvero tutto per questa edizione, previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buon fine settimana. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie. Ben ritrovati al meteo. Nel Veneto cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con probabili precipitazioni deboli e diffuse tra il pomeriggio e la sera. Non si escludono locali nevicate fino a quote collinari. Temperature minime intorno ai -3 e 0 gradi, massime tra i 3 e 6 gradi. Vediamo che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo si presenterà variabile al mattino, nuvoloso o coperto dal pomeriggio con probabilità di qualche precipitazione locale in serata. Temperature minime comprese tra i -3 e 0 gradi, massime comprese tra i 5 e 9 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige, alternanza di sole e nubi per tutto l'arco della giornata su tutti i settori. In serata possibili precipitazioni ovunque. Temperature minime comprese tra i 4 e 5 gradi, massime oscillanti tra i 10 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie.